Siamo stati capofila in regione su questo percorso, grazie all'accordo col prefetto abbiamo coinvolto i cittadini verso questa opportunità di essere tutti compartecipi di una qualità maggiore della vita della nostra città. Il lavoro principale, sappiamo, la Costituzione consegna al Governo nazionale, alle forze dell'ordine, il presidio delle strade e dei luoghi, però insomma se ognuno in maniera responsabile dà un piccolo contributo credo che si raggiungano risultati belli come quelli raggiunti in Via Ungheria. Da quella Viale Ungheria che si sta riprendendo i suoi spazi sul fronte sicurezza e libertà dallo spaccio della droga, il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi chiarisce anche alcuni aspetti fondamentali sulla questione del finanziamento regionale per Udine Mercati. Nonostante le frecciate di Fedriga e Bini sulla questione, Venanzi lascia la mano tesa per collaborare insieme per il bene non solo del capoluogo friulano, ma di tutta la regione. Ma allora la questione è molto semplice, in realtà è molto tecnica, nel senso che nel 2023 la Regione aveva dato come timeline per poterli spendere, nel mentre la precedente amministrazione, il precedente sindaco aveva fatto un quesito, ritengo corretto, ovvero se questi soldi andassero in conflitto con gli aiuti di Stato, quindi PNRR. In ordine cronologico l'amministrazione doveva spendere prima il PNRR perché scadono la rendicontazione quest'anno e poi conseguentemente i soldi della Regione, che sono 4 milioni ancora della Giunta Serracchiani e 8 milioni della Giunta Federica. Quindi in questa dinamica, in quest'ottica la città e nell'interlocuzione con la Regione si è mossa. Ora è chiaro che sono tornati nel bilancio regionale, bisogna capire se c'è la volontà di far crescere un polo strategico con del territorio, logistico del territorio con Udine Mercati, competendo in uno scenario europeo ma anche nel nostro quartiere nord-est Italia che insomma ha bisogno di questo mercato, quindi se vogliamo farlo lo facciamo assieme.